Capitava che gli alimenti raccolti venissero divisi, alcuni dati a chi realmente ne aveva bisogno e alcuni, i più costosi o di marca, rivenduti addirittura a ristoranti della zona, ma capitava anche, secondo quanto sostengono i carabinieri che dalla scorsa estate indagano sulla vicenda, che nelle liste delle famiglie bisognose consegnate all'associazione di beneficenza e stilate dal comune venissero inserite persone che con l'indigenza non avevano nulla a che fare. Ad agosto un furto di centinaia di confezioni di pasta asciutta, pare senza che alcuna porta venisse forzata, ha fatto scattare i controlli e le indagini. I carabinieri hanno parlato con i volontari ed è emersa una realtà che ha lasciato tutti stupefatti. Voglio sottolineare la collaborazione degli stessi volontari di questa ONLUS, che è stato possibile accertare da parte dei carabinieri di paese che il presidente e il vicepresidente di questa ONLUS parte degli alimenti li stoccava in un magazzino apposito per ridistribuirli nel mercato dietro pagamento per tenerli loro stessi. Non basta perché secondo i carabinieri parte delle derrate alimentari raccolte dalla ONLUS di Ponzano veniva anche girata ad un'altra ONLUS che finiva poi per rivendere gli alimenti ad alcuni ristoranti delle province di Treviso e Belluno. Ad essere sottratto a chi ne aveva bisogno, secondo la stima, era circa il 20% di quanto donato alla ONLUS. I ristoratori sono del tutto ignari perché il presidente e il vicepresidente di questa ONLUS avevano istituito un'ulteriore ONLUS a cui intestavano le bolle di consegna di questi alimenti. Un'associazione che offre assistenza a 130 famiglie del comune di Ponzano e che conta un gran numero di volontari. È proprio a loro che si rivolge il sindaco nell'attesa che sulla vicenda venga fatta piena luce. Attendiamo gli esiti dell'istruttoria, gli esiti appunto delle indagini che faranno, ma appunto per chi se la sente chiediamo di continuare a garantire questo servizio, soprattutto perché coinvolge delle persone che sono veramente deboli dal punto di vista sociale. Nel frattempo le indagini continuano, i carabinieri vogliono capire cosa sia successo ad agosto. Nel fascicolo inviato in procura a carico dei due cugini ai vertici della ONLUS figura anche l'ipotesi di simulazione di reato, ma sarà la magistratura a doverlo accertare. Per il momento, ma le indagini sono in corso, a loro si addebita il reato di truffa ai danni dello Stato e di appropriazione indebita.